Buon pomeriggio a tutte e a tutti. Siamo qui con l'ultimo appuntamento completamente online di Clip della rassegna di quest'anno. Rimaniamo nel comparto istruzione e ricerca che abbiamo iniziato ad affrontare nella scorsa puntata e oggi siamo a Catanzaro, ospiti della professoressa Troisi, per completare il discorso. Parleremo di università ed enti di ricerca. Ringrazio e passo la linea al professore Boscato. Buon pomeriggio a tutte e a tutti, siamo all'ultimo incontro online in vista del prossimo incontro in quel di Udine e affrontiamo un tema che potremmo dire caldissimo perché riguarda il tema dei contratti flessibili nelle università e nelle enti di ricerca. L'incontro poi il collega Troisi spiegherà meglio l'evoluzione del pomeriggio e i relatori entrano nel dettaglio, ma tratta sia dell'ambito dell'università sia dell'ambito degli enti di ricerca. Nell'ambito dell'università in particolare tra personale diciamo così, contrattualizzato, tecnico, amministrativo, bibliotecario e personale non contrattualizzato e quindi fondamentalmente tutte le problematiche che ineriscono ai contratti flessibili e tra i contratti flessibili noi sappiamo, voi sapete che il tema caldo è l'attuazione della norma della 240 sui contratti di ricerca e sappiamo che altrettanto il tema caldo è tutti i contratti, chiamiamoli così, post doc o comunque post laurea più generale, che sono oggetto di un disegno di legge autonomo ma che sono stati inseriti come emendamento, vedremo, in sede di conversione del DL 45. È un tema, come dire, sicuramente ampio, dove, come dire, gli elementi di incertezza dal mio punto di vista prevalgono su quelli di certezza e su questo non invidio il collega Bellavista, voglio dire, che avrà l'onere e l'onore, ma forse più l'onere in questo caso, di trattare questo tema. Non meno importanti sono le tematiche che riguardano gli enti di ricerca, riguardano gli stessi contratti di ricerca, perché in realtà, come spiegherà il collega Santucci, c'è questa applicazione generalizzata dei contratti di ricerca in due realtà diverse, università e enti di ricerca, con problematicità soprattutto per quanto riguarda gli enti di ricerca, e in mezzo la collega Ferruga tratterà il tema non meno importante, in ragione anche dell'ampio contenzioso, che riguarda i contratti a tempo determinato del personale tecnico amministrativo. Tutto questo dopo l'introduzione della professoressa Troisi, che evidenzierà quelle che sono le tematiche di carattere generale. Mi aspetto un pomeriggio caldo, non che gli altri non sono stati, ma più caldo del solito, proprio per l'attualità delle questioni e delle vicende, in cui il dato giuridico si innesta ad altri temi non di carattere giuridico. Semplicemente in apertura lancio una provocazione oggi, di solito le lancio alla fine, ma il tema, se effettivamente un tema di precariato, o per quanto riguarda il mondo universitario, se non bisogna forse non parlare soltanto di precariato, ma parlare di questi contratti come contratti di opportunità in vista di una specializzazione per fare altro. Non è un caso, per esempio, i contratti di ricerca, quando sono stati introdotti, a parte alcune questioni tecniche, adesso non entro, erano legati a doppio filo con quella che era la nuova disciplina di reclutamento. Quindi pensare un po' a questo aspetto, è un sistema universitario che, ma come tutti i sistemi, voglio dire, è un sistema di imbuto dove accedere alle carriere più elevate dal punto di vista numerico, qualche questione, qualche problema pone. Non meno problematico di ricerca e non meno problematico per quanto riguarda il personale tecnico amministrativo, soprattutto per quanto riguarda alcune figure particolari. Ho parlato anche troppo, ma semplicemente insomma, perché questo tema ci accalora molto nell'ambito dell'università in questo momento, per l'accelerazione data a inizio aprile da parte del Ministero. E niente, ringrazio le colleghe e i colleghi per aver accettato questo invito. Accetto, in particolare ringrazio la professoressa Troisi che ha voluto organizzare anche quest'anno l'incontro presso la sua Università della Magna Grecia, e ringrazio i colleghi Bellavista, professore dell'Università di Palermo, la professoressa Ferluga, professoressa dell'Università di Messina, e il professore Santucci, professore dell'Università del Sannio. E cedo la parola alla collega Troisi, eventualmente se ne vanno 2 minuti
alla fine cercherò di dire altre due sciocchezze. Grazie davvero, e la parola da Troisi. Grazie. Come sapete è un piacere per me aver fatto parte fin dall'inizio e continuare a far parte di questa stimolante e meritoria iniziativa dei cicli seminariali annuali di CLIP, che anche grazie alla formula SMART e al contributo e all'entusiasmo di tutte e tutti quanti coinvolti si è consolidata ormai come punto di riferimento scientifico e di approfondimento sul lavoro pubblico. Passando all'argomento, il seminario catanzarese di questa edizione di CLIP, nell'ambito del comparto istruzione e ricerca, si focalizzerà sulle forme di lavoro flessibile negli enti pubblici di ricerca, gli EPR, e nelle università pubbliche, ma anche non statali legalmente riconosciute, comprensive di quelle telematiche, cui si estende per espressa previsione legislativa la disciplina del personale delle prime. Quello della flessibilità del lavoro nel settore della ricerca è un fenomeno che ha visto un'espansione negli ultimi anni per effetto della iniezione di risorse finanziarie allo scopo stanziate nell'ambito della missione 4 istruzione e ricerca del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, del PNRR. Si tratta di un tema molto delicato, in quanto è fuor di dubbio che la crescita e il progresso di un paese e la sua stessa competitività, forza e tenuta nel contesto internazionale sono strettamente legati alle innovazioni della ricerca scientifica, e la ricerca pubblica è particolarmente centrale ed importante, come dimostra per tabulas l'inserimento della promozione della ricerca scientifica e tecnica tra i principi fondamentali del nostro ordinamento nell'articolo 9 della Costituzione italiana, che è da questa sancita come compito della Repubblica, cioè in primis dello Stato, nonché per quanto di competenza delle regioni, perché solo la ricerca pubblica può garantire istituzionalmente la piena libertà della scienza e del suo insegnamento, non a caso proclamata dall'articolo 33 della medesima Costituzione. E la serenità e la continuità dell'attività di ricerca dipendono inevitabilmente dalle condizioni del rapporto di lavoro dei ricercatori, innanzitutto dalla stabilità e dal fattore economico retributivo. Ecco perché viene in campo la questione sempre più attuale della immigrazione e della fuga dei cervelli all'estero. Della peculiarità di questo settore di attività è consapevole lo stesso ordinamento giuridico. Essa spiega il fatto che, con riguardo alla disciplina dei rapporti di lavoro flessibile, ci troviamo di fronte ad un caso di specialità nella specialità, possiamo dire, come è confermato dall'articolo 36 del decreto 165/2001, che esclude dal campo di applicazione della disciplina generale delle forme flessibili del lavoro pubblico sia i contratti degli enti pubblici di ricerca, per i quali rimarca il rinvio alla normativa speciale per gli EPR contenuta nel decreto legislativo 218 del 2016, sia il personale docente e non docente a termine presso le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, le AFAM. E come altresì confermato dal decreto legislativo numero 81/2015, che esclude tutti i contratti a tempo determinato stipulati ai sensi della legge 240/2010, la cosiddetta legge Gelmini sull'università, dal campo di applicazione della disciplina generale del contratto a termine, ed inoltre esclude alcune limitazioni per i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati dalle università private e da istituti pubblici di ricerca. Infine, in deroga ai vincoli legislativi generali di durata massima, stabilisce che i contratti a termine aventi ad oggetto lo svolgimento di attività di ricerca scientifica possono avere durata pari a quella del progetto al quale si riferiscono. Bisogna poi evidenziare che anche con riguardo ai rapporti di lavoro flessibile, il settore dell'università e della ricerca pubblica è caratterizzato dalla distinzione e compresenza già evidenziata da chi mi ha preceduto tra personale docente, ricercatore e personale non docente, ovvero tecnico amministrativo. I rapporti di lavoro flessibile dei docenti e dei ricercatori pubblici sono oggetto di una disciplina speciale, ma anche quelli del personale non docente sono per influsso caratterizzati da significative peculiarità regolative. Mi limito ora ad alcune notazioni interrogativi per stuzzicare, se mai ce ne fosse bisogno, gli autorevoli relatori e relatrice di questo seminario, che ringrazio moltissimo per aver accettato l'invito. Partendo dall'università, con riguardo ai contratti flessibili del personale docente, c'è l'enigma circa la natura giuridica stessa, se pubblicistica oppure privatistica, del rapporto di impiego dei ricercatori universitari, che, come è noto, a seguito della trasformazione ad esaurimento della figura del ricercatore di ruolo a tempo indeterminato, sono stati riformati dalla legge 240
240-2010 come rapporti a tempo determinato e che peraltro hanno subito un'evoluzione dall'originaria duplice tipologia dei ricercatori A e B, questi ultimi stabilizzabili con ingresso nel ruolo dei professori associati, previo conseguimento dell'abilitazione scientifica nazionale e superamento di una procedura valutativa individuale, all'attuale unica figura di ricercatore in tenure track, RTT, parimenti inquadrabile poi come professore associato previa SN e all'esito positivo della valutazione. Questo enigma sulla natura giuridica discende dal fatto che da una parte la riforma Madia ha aggiunto i ricercatori universitari a tempo determinato accanto a quelli a tempo indeterminato tra le figure di personale dell'articolo 3 del decreto legislativo 165/2001 escluse dalla privatizzazione e contrattualizzazione del lavoro pubblico, espressamente qualificate dalla rubrica dell'articolo personali in regime di diritto pubblico e come corollario sottoposti alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Dall'altra parte, però, la legge 240/2010 statuisce la natura contrattuale del rapporto di lavoro dei ricercatori a termine, configurandolo come contratto di lavoro subordinato a tempo determinato. Si tratta in ogni caso di un rapporto lavorativo senz'altro atipico, di difficile riconduzione al diritto del lavoro privato tout court, considerato soprattutto il sistema delle fonti regolative di questo, individuate dalla medesima legge 240, ovvero la legge stessa, i decreti ministeriali e i regolamenti di Ateneo, con esclusione di qualsivoglia ruolo per la contrattazione collettiva in materia. E ai ricercatori si affiancano poi figure di giovani impegnati per lo più nella fase della formazione alla ricerca, mediante rapporti lavorativi temporanei non subordinati ma autonomi, subspecie di collaborazioni coordinate e continuative come dottorandi, gli assegnisti di ricerca ormai ad esaurimento a seguito della definitiva scadenza del termine per bandirne di nuovi, oltre ai 3 tipi di professori a contratto per attività di insegnamento. L'arcipelago di contratti flessibili universitari comprende altresì per completezza i professori straordinari a tempo determinato, la cui ratio è però specifica e non riguarda la flessibilità come via di accesso alla carriera accademica, nonché i tecnologi a tempo determinato assunti con contratto di lavoro subordinato, i collaboratori ed esperti linguistici di lingua madre, titolari di contratti di lavoro subordinato di diritto privato, che può essere anche a tempo determinato per esigenze temporanee, e lettori di scambio. Ci sono infine già richiamati contratti di ricerca, introdotti nella legge 240/2010 dal decreto legge 36/2022, con la finalità dichiarata di dare attuazione alle misure della missione 4 del PNRR e che solo di recente sono stati attivati grazie a un bando di febbraio 2025, perché la disciplina legislativa bisognava, oltre che dell'attuazione mediante regolamenti di Ateneo, soprattutto di quella della contrattazione collettiva, cui il legislatore ha attribuito il compito di stabilire l'importo del trattamento economico e che è intervenuta da poco con la sottoscrizione il 18 marzo 2025. In questo caso, in virtù di tale delega legislativa al contratto collettivo nazionale del lavoro pubblico, si è senz'altro di fronte a un rapporto privatizzato e contrattualizzato, anche perché i contrattisti di ricerca non sono ricercatori in senso tecnico e quindi sono fuori dal novero di figure incluse nel regime di diritto pubblico dall'articolo 3 del decreto 165/2001. Piuttosto per i contratti di ricerca sussiste l'incertezza in merito alla natura subordinata oppure autonoma del rapporto lavorativo, in assenza di specificazione legislativa testuale, benché vari regolamenti universitari attuativi ne stiano sostenendo la qualità di contratto di lavoro subordinato a tempo determinato. A differenza dei RTT che sono riservati alle università, i contratti di ricerca possono poi essere attivati anche dagli enti pubblici di ricerca e dalle AFAM, ma con alcune non insignificanti differenze di requisiti e di disciplina. Questa miriade di figure flessibili ingrossa le fila di quello che viene non a torto sovente denominato come precariato della ricerca, cioè di quel periodo di stabilità lavorativa che precede l'immissione nel ruolo di professore universitario, di tutt'altro che breve durata, alimentando cicliche istanze di riforma per ridurre il precariato e proposte di disegni di legge. Ce n'è uno ora in discussione in Parlamento, prima richiamato, che peraltro intenderebbe introdurre tutta una serie di nuove figure per il ruolo, per così dire,
dire. E del tema caldo della flessibilità del personale docente e ricercatore universitario si occuperà il professore Alessandro Bellavista, ai cui più recenti sviluppi ha dedicato riflessioni e pubblicazioni scientifiche quale autorevole e studioso esperto del lavoro pubblico. Io sono davvero onorata e felice della sua partecipazione a questo seminario e curiosa di ascoltare la sua relazione. Come anticipato, la peculiarità dell'attività svolta nel settore dell'università e della tipologia dei rapporti di lavoro stabili o flessibili del personale docente si ripercuote anche sul rapporto di lavoro del personale tecnico, amministrativo e bibliotecario, che a differenza di professori e ricercatori è privatizzato e contrattualizzato e dunque disciplinato dalla contrattazione collettiva nazionale del comparto istruzione e ricerca, nonché dalla contrattazione collettiva integrativa a livello di singolo ateneo. Accanto ai rapporti di lavoro flessibile, subordinato o co-co-co di tale personale tecnico-amministrativo, nell'università si rinviene poi il peculiare incarico del direttore generale, come pure nelle aziende ospedaliere universitarie già policlinici il direttore generale, il direttore amministrativo e il direttore sanitario, tutti regolati con un contratto di lavoro a tempo determinato e diritto privato, per non parlare delle vicende degli specializzandi in medicina. Del resto, l'università rappresenta uno dei pochi e particolari luoghi di lavoro pubblico, insieme ad esempio ai tribunali, in cui coesistono e collaborano personale in regime pubblicistico e privatistico. Dei rapporti di lavoro flessibile del personale tecnico amministrativo universitario sarà oggetto la relazione della professoressa Loredana Ferduga, la quale coniuga conoscenza disciplinare ed esperienza sul campo, considerati gli incarichi istituzionali ricoperti nel suo ateneo, e che si concentrerà sul tipo contrattuale preponderantemente utilizzato, cioè il contratto a termine. Infine c'è il mondo degli enti pubblici di ricerca, dove parimenti si riscontra la dualità e al contempo convivenza tra ricercatori e tecnologi da una parte e personale tecnico amministrativo dall'altra parte. Ma a differenza della dicotomia nelle università tra personale docente di ruolo pubblicistico e non docente privatizzato, il personale degli EPR, sia ricercatore sia non ricercatore, è tutto privatizzato e contrattualizzato ed è caratterizzato da supplementari peculiarità ordinamentali, essendo regolato dalla legislazione speciale sugli enti pubblici di ricerca, che sono stati oggetto di ampio riordino ad opera prima del decreto legislativo 213 del 2009 e poi in attuazione della legge delega Madia, appunto del decreto legislativo numero 218 del 2016, anche con intento di semplificazione delle attività, cui si affiancano i provvedimenti legislativi di disciplina di ciascun EPR e in tale cornice i relativi regolamenti attuativi adottati dall'ente, nonché dalla contrattazione collettiva nazionale del comparto e dell'area dirigenziale istruzione e ricerca e da quella integrativa per ogni EPR. Dall'intricato intreccio di queste fonti si ricostruisce la regolamentazione del personale flessibile degli enti pubblici di ricerca, la cui analisi critica è affidata alle sapienti cure del professor Rosario Santucci, anch'egli esperto di lungo corso del lavoro pubblico e nello specifico dell'area tematica oggi affrontata, essendo autore, credo, dell'unica monografia in ambito giuslavoristico su libertà di ricerca e rapporto di impiego dei ricercatori. Non rubo altro tempo, sperando di aver con questo inquadramento introduttivo suscitato sufficiente curiosità in chi ci ascolta e stimoli per i relatori e la relatrice, che ringrazio nuovamente e cui non mi rimane che cedere la parola, cominciando dalla relazione del professore Bellavista. Bene, grazie, grazie veramente per l'invito, quindi ringrazio la professoressa Zilli, il professore Boscati, la professoressa Troisi, che oltre a essere dei valorosi colleghi sono anche dei carissimi amici e amiche. Ora, ovviamente io dovrò un po' tagliare questo tema nel tempo che mi è stato concesso, perché altrimenti potremmo stare l'intero pomeriggio e non ho le capacità della professoressa Troisi, che è riuscita, diciamo, sostanzialmente in pochi minuti a tratteggiare gran parte delle problematiche. Io inizierei con alcune considerazioni di carattere generale, perché visto che siamo in tema di flessibilità dei rapporti di lavoro, io mi ricollegherei ad alcune osservazioni che in anni ormai risalenti fece il professor Gigi Mariucci, vale a dire che la flessibilità è un tema estremamente ambiguo, ed è un concetto estremamente ambiguo,
perché si presta a molteplici letture e applicazioni, perché da un lato esso e quindi l'attivazione in rapporti flessibili, vale a dire non standard, quindi non a tempo indeterminato e a orario pieno, può rispondere per un verso a ragionevoli esigenze del datore di lavoro o dell'organizzazione produttiva, costretto a fronteggiare mercati volatili e una concorrenza assolutamente ormai globalizzata, e sono questi fenomeni che incidono e richiedono una elasticità dell'organizzazione produttiva e di conseguenza impongono una dimensione variabile della manodopera occupata. Dall'altro lato la flessibilità ai rapporti di lavoro però, e quindi il ricorso a tipologie contrattuali non standard e temporanee, può avvenire a solo scopo di avvalersi di manodopera più disponibile in senso lato o meno conflittuale di quella assunta a tempo indeterminato e quindi garantita dalla stabilità. Perché quella assunta in via temporanea è una manodopera meno garantita e appunto che auspica la stabilizzazione. Che questo fenomeno sia estremamente reale lo dimostrano sia le indagini di oggi, ma anche le indagini del passato, perché basta ricordare le risultanze della commissione di indagine sulle condizioni dei lavoratori del Parlamento del 1955, che era presieduta dal ministro del lavoro dell'epoca, il ministro Rubinacci, che portò una messe di dati di straordinaria importanza, la quale documentò tra le varie forme di sfruttamento a danno dei lavoratori l'abuso di forme instabili di rapporti di lavoro aventi l'obiettivo di aggirare le tutele allora previste, tutele non particolarmente elevate, ma tutele di cui godevano i lavoratori assunti a tempo indeterminato. E quindi questo ovviamente è un primo punto e va sempre ricordato in un inquadramento generale, anche perché la conclusione del mio ragionamento è che la ricerca oggi non è più un'attività di divertimento, ma è un vero e proprio lavoro e quindi va considerata come un'attività di lavoro. Ovviamente inoltre un ruolo importante è quindi giocato dalla legislazione, quindi la regolazione, come ci insegnano i sociologi, è un noto fattore di condizionamento dell'organizzazione e quindi se la legislazione ben costruita può accompagnare un uso ragionevole della flessibilità, impedendo eccessi ingiustificati. Se invece la legislazione consente con particolare ampiezza e senza cautele il ricorso al lavoro temporaneo e quindi non standard, vi è il forte rischio che la flessibilità si trasformi in una vera precarietà e quindi il lavoratore, cumulando molteplici rapporti precari, senza speranza di stabilizzazione, finisca in quella che si chiama la cosiddetta trappola della precarietà. Il che produce, ovviamente sul piano sociale, sul piano personale, deleteri effetti, sia sulla situazione, come ho detto prima, personale, annichilendo ogni progetto di vita, sia anche sulla coesione sociale, innescando quella che si chiama una guerra tra poveri, per i pochi posti stabili disponibili e frantumando relazioni e reti solidaristiche. Allora, secondo la mia chiave di lettura, in questa preoccupante linea di tendenza si è collocata la disciplina di quello che si chiama tecnicamente il pre-ruolo accademico a partire dalla cosiddetta riforma Gelmini del 2010. Non è, attenzione, la storia del sistema universitario italiano è stata affetta tradizionalmente dal problema della precarietà. La regolazione del reclutamento nel sistema universitario italiano ha lentamente rincorso l'esigenza di rispondere alla crescente domanda di istruzione attraverso contratti precari e quindi poi si sono innescate storicamente alcune forme di stabilizzazione anche deleterie e dannose, che ovviamente qui non ricordo, ma ne abbiamo parlato in un precedente incontro di clip. Ovviamente la stabilizzazione dannosa, irragionevole, eccessiva, fu quella determinata dalla legge, dal decreto 382
del 1980, però c'è una differenza fondamentale rispetto al passato, è la riforma Gelmini, perché la riforma Gelmini si fonda come esplicita scelta politica, portando a compimento quanto già anticipato dalla precedente riforma Moratti, si fonda su un precariato strutturale delle figure del pre-ruolo accademico, e cioè quindi delle posizioni ricopribili da chi, completato il dottorato di ricerca, si avvia alla carriera accademica e prima di partecipare a un concorso per professore di seconda fascia e di prima fascia. Quindi questo è un punto. Cosa fa quindi la riforma Gelmini? Mi permetto di riassumerlo, perché così mette ad esaurimento la posizione di ricercatore a tempo indeterminato e ovviamente introduce due tipologie di ricercatori a tempo determinato, quella di tipo A e quella di tipo B. Quella di tipo A era una ricercatore, una posizione a vuoto, vale a dire a un certo punto scadeva, costituiva però, aveva il vantaggio di costituire il presupposto per poter partecipare ad un concorso per una posizione di ricercatore di tipo B, che ovviamente consentiva al ricercatore, una volta acquisita l'abilitazione alla seconda fascia, di avere un percorso cosiddetto di tenure track, vale a dire quindi di entrare nel ruolo del professore associato. Allora, ovviamente la riforma Gelmini, inoltre, conservava le precarissime, ancora più precarie figure dell'assegno di ricerca, delle borse di studio post lauream e peraltro trovava un'ingegnosa soluzione per eliminare il precariato, va bene? Cioè quella di sostanzialmente eliminare i precari cacciandoli fuori al sistema universitario. Perché? Perché stabiliva ovviamente un limite massimo di possibilità di cumulo dei vari contratti e delle varie figure di precariato, senza quindi la possibilità ovviamente di andare oltre quella data di carattere temporale. Allora, ora le valutazioni possono essere più variegate. Il presupposto, dobbiamo dirlo, ideologico di questa riforma, che, attenzione, è stata una riforma punitiva del sistema universitario, soprattutto accompagnata dalle misure di carattere finanziario e i tagli draconiani al fondo di finanziamento ordinario iniziati a partire dal 2008. Sappiamo come tutto questo è stato costruito grazie a campagne di stampa preparate, accusando il sistema universitario di essere un luogo di camarille, di delinquenti, di malfattori, ignorando, di familisti, no, ignorando ovviamente un dato sociale, qual è? Che come si può pensare che l'università sia immune dalle colpe che sono diffuse nell'intera società? Va bene, una società come quella italiana che è familista, fatta di soggetti che non rispettano le regole e ovviamente di tanti comportamenti moralmente deprecabili. Comunque, un sistema del genere, però attenzione, come quello della riforma Gelmini, fondato quindi su una precarietà strutturale delle figure di pre-ruolo, avrebbe potuto produrre comunque effetti virtuosi. Ci siamo, quindi va bene, però avrebbe potuto produrre questi effetti se fosse stato accompagnato da un massiccio rifinanziamento del sistema, come ho detto prima, dopo i tagli draconiani iniziati nel 2008. Perché? Perché se ci fosse stato un finanziamento adeguato, la prima fase della carriera accademica, quindi imperniata su una posizione precaria, si sarebbe collegata con ragionevole certezza ad una seconda fase che avrebbe potuto aprire la strada verso la stabilizzazione. Ma questo cosa presupponeva? Questo presupponeva una cospicua dotazione di risorse per finanziare soprattutto le posizioni di ricercatore tipo B e quindi le correlative posizioni di professore di seconda fascia. Ma così non è stato. Va bene, il sistema è riuscito a stare a galla perché sono stati varati ovviamente dei piani straordinari, quindi che hanno aggiunto risorse e che hanno ovviamente messo a disposizione dei posti extra ordinem di ricercatore
di tipo B, ma sempre insufficienti. Ora, cosa è accaduto? È accaduto che durante il periodo del governo Draghi, sia sulla base dei dati risultanti dal referto della Corte dei Conti del 2021, sia sulla base dei dati risultanti dall'indagine conoscitiva parlamentare sulla condizione degli studenti e della ricerca universitaria dello stesso anno, emergeva chiaramente che nel sistema universitario, sul piano della struttura dei rapporti, era pervaso da un fortissimo processo di precarizzazione e soprattutto si erano enormemente allungati i tempi della carriera, vale a dire sempre del perruolo, vale a dire i tempi che intercorrevano dal momento del conseguimento del dottorato fino all'acquisizione di una posizione stabile. Questo emergeva. Allora, approfittando di un decreto legge in corso di conversione, questo accade, che era appunto quello che, come ha citato la professoressa Troisi, era il decreto legge 36, si realizza un accordo in sede parlamentare con il governo dell'epoca, il ministro dell'università era la ministra Messa, il presidente del Consiglio, come ho detto, era il presidente Draghi, e si introduce una riforma della legge Gelmini che, come è stato appunto detto, si interviene sul primo aspetto che io ho messo in evidenza, vale a dire si cerca di intervenire per porre freno, per cercare di accorciare il percorso di pre-ruolo che era ritenuto eccessivamente lungo. Quindi nel disegno del legislatore dell'epoca, di cui l'anima ispiratrice fu il senatore del Partito Democratico Verducci, viene abolito l'assegno di ricerca, che è sostituito dal contratto di ricerca, che ovviamente è dotato di tutele molto più pregnanti, perché è un vero e proprio contratto ed ha ovviamente una durata più lunga e gode di alcune tutele cosiddette lavoristiche. Le tipologie di ricercatori A e B sono unificate in una nuova tipologia di ricercatore cosiddetto tenure track, di durata sessennale, perché una volta entrato in questo ruolo il giovane ricercatore ha 6 anni di tempo per ottenere l'abilitazione e per accedere al ruolo di professore seconda fascia. Ovviamente, cos'è che è mancato però? Quindi legge 79-2022, quindi conversione di quel decreto, è mancato un adeguato rifinanziamento del sistema in via ordinaria, perché per permettere ovviamente di iniziare, diciamo, a bandire posizioni in modo adeguato. Ora tornerò fra poco sul problema del contratto di ricerca. Cosa è accaduto quindi parallelamente? Intanto sul contratto di ricerca vi è stata una melina, va bene, chiamiamola in questo modo, perché fin dal suo apparire il contratto di ricerca è apparso particolarmente costoso, molto più costoso dell'assegno di ricerca, e ovviamente il governo ha rallentato la fase negoziale in sede ARAN per determinare il trattamento economico dei contrattisti, che era la parte a cui, o meglio, la parte veniva delegata alla contrattazione collettiva da parte della legge. Al tempo stesso, in quel momento eravamo, come siamo ancora ora, in pieno piano nazionale di ripresa e resilienza, e con i fondi PNRR e approfittando della disciplina transitoria contenuta nella legge di conversione del decreto 26, la legge 79, si è consentito di continuare a utilizzare assegnisti, quindi assegni in ricerca, e ricercatori tipo A. Va bene, questo è quello che è accaduto
nel sistema universitario italiano. Infatti la proroga gli assegni sono stati prorogati più volte, l'ultima proroga è scaduta il 31 dicembre 2024, la proroga della possibilità di indire bandi. Per i nuovi contratti di ricerca ho detto che si è rallentata la fase di attivazione. Infatti i contratti di ricerca sono partiti a febbraio di quest'anno con un'assegnazione, un finanziamento ministeriale dei contratti di ricerca al sistema universitario. Questa sequenza contrattuale perché è andata per le lunghe? Questo è il punto. È andata per le lunghe perché sostanzialmente le parti sindacali rivendicavano una migliore definizione del trattamento normativo nell'ambito della negoziazione in sede ARAN. Ovviamente l'ARAN sostanzialmente si rifiutava, sostenendo che la parte delegata alla contrattazione collettiva fosse soltanto la parte del trattamento economico. Vi erano ovviamente tentativi di diciamo, limitarsi al minimo del trattamento economico stabilito alla legge, e ovviamente a un certo punto la trattativa si è soltanto sbloccata. Per quale motivo? Si è sbloccata verso la fine del 2024 perché il governo nella tarda estate del 2024 ha presentato un disegno di legge su cui ora ci soffermeremo, il 1240, un disegno di legge che mira a introdurre nuove figure di carattere ovviamente precario, va bene, di ricercatori precari, per ovviamente sulla base di una motivazione contenuta nella relazione al disegno di legge, dicendo che il contratto di ricerca in quel momento era bloccato in sede contrattuale. Allora le parti sociali hanno deciso di ravvivare la contrattazione, arrivare alla stipula dell'ipotesi di accordo che poi è stata sottoscritta definitivamente, e quindi questo ha permesso ovviamente che il contratto di ricerca ovviamente sia in questo momento partito con i problemi che pone, perché ovviamente ammonta il costo del contratto di ricerca ammonta a circa 40.000 euro, però su questo poi mi soffermerò. Ora, nel frattempo, quindi la percentuale del personale di ricerca precario è arrivata, grazie quindi alla droga, chiamiamola in questo modo, del PNRR, è arrivata al 40% dell'intero personale di ricerca. Quindi abbiamo una percentuale di circa il 40% di personale precario, contando, attenzione, solo assegnisti e ricercatori di tipo A. Dal punto di vista assoluto, i precari della ricerca ammontano a sostanzialmente circa 30.000 unità. Va bene, secondo gli ultimi dati dovrebbero viaggiare sui 33.180. Ora, quindi di fronte ovviamente a questa situazione, sapete che, perché siamo tutti colleghi, sapete infatti che vi è in questo momento una fortissima agitazione nel sistema universitario. Ieri c'è stato pure uno sciopero nazionale, ma comunque anche gli organi istituzionali più tiepidi stanno rivendicando una misura fondamentale, che è quella di adeguati finanziamenti per il sistema universitario, una richiesta delle reti e delle società scientifiche ovviamente per consentire da un lato ovviamente di permettere, diciamo, all'università di ovviamente continuare il proprio percorso, ovviamente, e dall'altro lato di dare ovviamente una chance di stabilizzazione alle innumerevoli figure precarie che in questo momento dominano il sistema universitario.
Ora, abbiamo fatto un cenno sul disegno di legge governativo. Il disegno di legge governativo, ora io vedo di condividere, penso che si condivida la sintesi, il 1240, sostanzialmente introduceva delle nuove disposizioni alla legge 240. Quindi, come vedete, noi abbiamo il contratto di ricerca che è vigente, quindi regolato all'articolo 22, poi abbiamo invece la previsione di 3 nuove disposizioni, l'articolo 22 bis, il 22 ter e il 22 quater, che appunto voglio dire, mirano a introdurre queste figure. Cioè il contratto post-doc, ad esempio, va bene, il contratto post-doc, sostanzialmente, se diamo anche un'occhiata, io ovviamente parlo soprattutto di queste figure nell'ambito del sistema universitario, va bene, lascio poi le eventuali riflessioni al professore Santucci per ciò che riguarda gli enti pubblici di ricerca che hanno tutta una serie di loro peculiarità. Il contratto post-doc è un contratto di ricerca a ribasso, ci siamo, questo qui. Perché? Perché intanto ha una durata inferiore, lo possiamo immediatamente cogliere qua nel progetto, va bene, poi ha soprattutto diciamo, due altre caratteristiche diversificatrici, che è l'importo del trattamento economico, che anche se uguale a quello del contratto di ricerca è stabilito con un decreto ministeriale, e questo diciamo è un punto importante, e dall'altro lato però ovviamente il titolare del contratto post-doc può, oltre che svolgere come il titolare del contratto di ricerca esclusivo svolgimento di specifici progetti di ricerca, può anche svolgere attività didattiche di terza missione. Quindi ovviamente c'è un ampliamento diciamo, dei compiti. Mi permetto ovviamente di segnalare che una delle anomalie in questo momento del sistema, perché ce ne sono innumerevoli, dello stesso contratto di ricerca che chi ha letto ultimamente, chi ha seguito il dibattito, ha visto che una parte del sistema universitario lo ritiene dannoso, troppo costoso, troppo pericoloso e così via. In realtà si limita semplicemente, voglio dire, a creare una posizione con un minimo di tutela a chi insomma vuole avviarsi alla carriera accademica. Il contratto di ricerca però, attenzione, ha il trattamento economico. Ora questa scheda risale a prima della definizione in sede ARAN dell'accordo. Il trattamento economico oscilla tra un minimo che è non inferiore al trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo definito, fino a un massimo che è quello del trattamento spettante al ricercatore confermato a tempo pieno. E allora nell'ambito però di questo range, che è un range che decidono le singole università con i loro regolamenti, come le singole università nei loro regolamenti possono poi delineare varie modalità di svolgimento dell'attività, purtroppo qual è l'effetto? Che non essendoci una misura unitaria sul territorio nazionale, l'effetto sarà che l'attivazione dei contratti di ricerca e il livello di garanzie dipenderà dai regolamenti delle singole università, e quindi ovviamente i soggetti più ricchi saranno quelli in grado ovviamente di pagare di più, e quindi ovviamente questo favorirà anche degli stimoli perversi per il turismo, no? Dei giovani aspiranti che ovviamente mireranno eventualmente ad aspirare a sedi dove i contratti di ricerca hanno trattamenti migliori. Del contratto postdoc abbiamo detto qualche cosa, poi nel progetto originario vengono previste, perché questo progetto è pendente in Parlamento, quindi, ed è in fase di discussione,
vengono previste 2 borse di assistenza all'attività di ricerca, una senior e una junior, la senior a cui si accede col dottorato, la junior con la laurea magistrale. Questi soggetti, soprattutto l'aspetto più interessante dovrebbe essere la borsa senior. Ovviamente si tratta quindi di un soggetto che si impegna in attività e ricerca, mentre il titolare borsa junior ovviamente svolge un'attività, diciamo, dovrebbe essere di introduzione alla ricerca. Anche qui il tutto è rinviato alla decretazione ministeriale, ovviamente, quindi non, diciamo, sostanzialmente il progetto governativo, voglio dire, ripudia l'idea di una delega alla contrattazione collettiva, diciamo, della materia, quindi voglio dire, ritiene che insomma il legislatore della legge 79 sia viziato da questo peccato originale. E poi una singolarità che per entrambe queste tipologie, se i finanziamenti derivano, diciamo, da progetti, quindi da bandi competitivi, di fatto la borsa può essere assegnata tramite conferimento diretto su proposta del PI, quindi sostanzialmente senza alcuna selezione, e questo ovviamente è una di quelle previsioni che ha suscitato particolare animosità da parte dei giovani ricercatori e dei giovani precari. L'ultima figura è una figura un po' molto bislacca, va bene, perché è quella del professor aggiunto, va bene, che dovrebbe svolgere una specifica attività didattica, di ricerca, terza missione, però attenzione, con un contratto che non è particolarmente breve, perché può arrivare al massimo a 3 anni. La cosa qua, anche qui singolare, che il progetto governativo prevede la possibilità di un conferimento diretto della qualifica da parte del CBA, del Consiglio di amministrazione, su proposta del rettore. Ovviamente anche questo si dice sostanzialmente è un professore a contratto come quello di oggi, però ovviamente che viene nominato, diciamo, per virtù sovrana. Infatti è una di quelle previsioni che lascia notevolissime perplessità. Ora, cos'è accaduto? È accaduto che l'associazione dei dottorandi italiani e dei dottori di ricerca, l'FLC-CGIL, hanno denunciato il governo italiano alla Commissione europea, perché hanno accusato il governo italiano con questo disegno di legge di tentare un reversal rispetto agli impegni presi nel piano nazionale di ripresa e resilienza. Cosa significa un reversal? Significa ovviamente un inadempimento degli obblighi assunti, perché ricordiamoci che la misura del contratto di ricerca era contenuta nel decreto 36, poi legge 79, proprio come misura di specifica attuazione di una milestone del PNRR. E allora, anche qui, tutto questo cosa spiega? Spiega, da un lato, sul piano politico, il fatto che il governo stesso abbia, diciamo, accolto, voglio dire, la scelta delle parti sociali di chiudere velocemente la contrattazione sul contratto di ricerca. Questo spiega anche il fatto che il governo ha finanziato in modo autonomo alcuni contratti di ricerca che in questo momento sono stati distribuiti alle varie università italiane e tra poco partiranno i bandi. Cioè, questo è un modo per dire alla Commissione europea: lo vedete, noi non stiamo facendo nessuna marcia indietro, ma stiamo dando attuazione a questo contratto. Va bene, sono ovviamente forme così, diciamo, classici modi di interloquire con la Commissione europea. Dall'altro lato però la notizia degli ultimi giorni è che
c'è un decreto legge in fase di conversione sulla scuola, che è il decreto Valditara, e in questo decreto Valditara ci sono varie proposte di emendamenti e alcuni senatori della maggioranza, quindi pare proprio col consenso della stessa maggioranza, hanno proposto questo emendamento che ho appena condiviso, che è l'emendamento appunto 101, quindi tra noi ormai, tra gli operatori, si chiama emendamento occhiuto, che come vedete diciamo anche questo è costruito in modo tale da dire, trovare il plauso della Commissione europea, perché stiamo attenti, se questo emendamento verrà accolto, si tratta di un decreto legge in fase di conversione e quindi entrerà in vigore immediatamente. Quindi qui noi abbiamo questo cappellino in cui si dice, lo vedete, al fine di garantire la piena migliore efficienza delle riforme del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, va bene, e quindi per dire, vedete, questo è come il contratto di ricerca, però qua mi permetto di segnalarvi che, dato che è stato scritto velocemente questo emendamento, i riferimenti ai punti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza sono sbagliati, va bene? Quindi non riguardano questo profilo, va bene? Quindi probabilmente è un errore appunto dato dalla velocità, ma l'obiettivo è quello che ho detto. Allora, in questo emendamento cosa si fa? In questo emendamento si ripesca dal disegno di legge 1240 la misura del contratto post-doc, perché qui sostanzialmente questo articolo 22 bis, diciamo, che appunto introduce questo incarico post-doc, non è altro che una rivisitazione del contratto post-doc del disegno di legge 1240, cioè sostanzialmente la disposizione è identica. E poi abbiamo invece una proposta di introdurre un 22 ter che si ripesca del 1240, come lo si chiama incarico di ricerca, ma si ripesca la borsa di assistenza junior all'attività di ricerca. Questo è il punto. Poi insomma ci sono degli aspetti di dettaglio che in questo momento mi pare che sono già quasi in fase terminale ed altro. Allora, intanto cosa è accaduto? È accaduto che l'opposizione, ora vedo di recuperarlo, l'opposizione parlamentare ha presentato il suo emendamento. Il suo emendamento che quindi l'ha presentato il senatore, no, aspetta, questo è sempre il solito, un attimo che ricondivido il testo del senatore Verducci. Il senatore Verducci, che ovviamente è sempre ancora in Senato, quindi del Partito Democratico, hanno presentato sempre un emendamento al decreto legge Valditara, che questo almeno è scritto correttamente, perché il richiamo ai punti, alle milestone del PNRR sono corretti. Qual è l'obiettivo di questo emendamento? L'obiettivo di questo emendamento è quello di un po' snellire il contratto di ricerca, va bene? Ovviamente c'è un punto A, voglio dire, che vuole rispondere a alcune domande anche evocate dalla professoressa Troisi, perché si vuole chiaramente inserire nel testo della 240, nell'articolo 22, relativo al contratto di ricerca, l'espressione che questo contratto è di tipo subordinato, va bene? Però devo dire che nelle prime occasioni di dialogo, anche convegnistiche e seminariali, insomma, non vi sono dubbi che sia un contratto di tipo subordinato, anche perché poi alla fine la parte economica è stata oggetto di contrattazione. Il legislatore ha rinviato la determinazione del trattamento economico a una sequenza contrattuale attuativa del contratto
istruzione e ricerca. Poi però le altre proposte di emendamento sono proposte che vogliono un po' snellire questo contratto, no? Perché quindi per dire renderlo più appetibile, quindi stemperare i timori sia sulla sua onerosità e sia sulla farraginosità, perché il termine minimo viene portato da 2 anni a 1 anno, termine minimo, e poi è previsto anche per rendere il contrattista in ricerca più utilizzabile, chiamiamolo in questi termini, va bene, anche se l'espressione è un po' eccessiva, viene prevista la possibilità che può essere loro conferita attività didattica, però questa volta a titolo oneroso con alcuni limiti. Infine, un aspetto che è molto importante, va bene, perché è uno degli oggetti della discussione attuale, è che si prevede sostanzialmente uno sgravio, diciamo, contributivo per i contratti di ricerca e ovviamente quindi con un abbattimento dei costi a carico ovviamente delle università. Perché cosa si dice in questo momento? Qual è il ragionamento che si fa? Si dice il contratto di ricerca costa tanto, ma costa tanto non perché il contrattista guadagni più di tanto, ma perché il fatto ovviamente che è inserito nell'ambito delle tutele lavoristiche, tra cui c'è il godimento dei trattamenti previdenziali, ovviamente c'è un costo a carico delle università che finanzia l'erario. Allora, ovviamente ci sono le proposte forti dal mondo, ripeto, non è solo il mondo dei giovani precari, ma è anche il mondo, come vediamo qua, il mondo parlamentare, la rete delle società scientifiche, di dire, allora, alleggeriamo i costi in che modo? Introducendo ovviamente degli sgravi, cose che ovviamente si fanno in vari ambiti. Si tratta quindi di vedere come ovviamente cosa succederà in Parlamento. C'è anche un tentativo, a quello che mi risulta, di trovare un punto di incontro, almeno da parte di alcuni rami della maggioranza, e ovviamente però rimane una considerazione finale. La considerazione finale qual è? La considerazione finale è, faccio una battuta alla Boscati, la battuta è quella che noi possiamo da lavoristi discutere nel modo più dettagliato su qual è lo strumento contrattuale migliore, quali possono essere tutele migliori, qual è lo strumento contrattuale che possa essere più flessibile e sostenibile da parte dell'università, però resta che senza soldi non si canta messa. Il vero grande problema in questo momento è che i tagli ci sono stati, c'è una previsione di tagli successivi nei prossimi finanziamenti ordinari, il sistema sta anche impazzendo perché purtroppo il governo avalla questa una logica cosiddetta grant based, vale a dire vengono messi dei finanziamenti nel finanziamento di premi e di progetti, come attualmente abbiamo il FIS, no? Il Fondo Italiano per la Scienza. Tutto questo determina ovviamente dei processi distorsivi perché ci si trova davanti a giovani ricercatori che vincono meritatamente sicuramente progetti che però queste risorse sono sottratte al sistema universitario generale. Purtroppo questa è l'onda lunga di meccanismi che non sono egualitari, non sono neanche meritocratici, perché la meritocrazia la si pratica con uguali condizioni di partenza, di cui uno degli aspetti al momento più aberranti e che c'è il rischio di ritorni è quello dei dipartimenti di eccellenza. Purtroppo la conclusione qual è? La conclusione è che le riforme di questi ultimi anni hanno trasformato l'università da un luogo proprio che era università, cioè un luogo dove vi era cooperazione e solidarietà,
in un mondo troppo competitivo, dove ovviamente, attenzione, non esiste un vero mercato, ma esistono tanti fallimenti del mercato, perché è una cosa, ovviamente, non si parte dalle stesse condizioni di partenza, considerando gli squilibri di reddito che esistono tra le varie regioni e tra le varie, ovviamente, sedi universitarie, con le varie esternalità negative esterne. Mi fermo, forse ho rubato troppo tempo e vi ringrazio. Passo la parola alla professoressa Ferluca. Grazie Alessandro, buon pomeriggio a tutte e a tutti. Anche io mi unisco ai ringraziamenti ai colleghi e amici Alessandro Boscati, Anna Troisi e Anna Zilli. Li ringrazio ovviamente per l'invito e passo immediatamente al tema che mi è stato assegnato. Lavoro flessibile e personale tecnico amministrativo delle università, con riferimento al quale, dopo una breve premessa di carattere generale sull'articolo 36 del decreto 165, perché questa norma si applica anche al personale tecnico amministrativo contrattualizzato delle università, mi soffermerò sulle disposizioni del contratto collettivo istruzione e ricerca stipulato nel gennaio del 2024, facendo particolare attenzione al contratto a tempo determinato, ed evidenzierò il ruolo integrativo o derogatorio del contratto collettivo rispetto al quadro normativo di riferimento. Quindi inizio dalla norma generale dell'articolo 36 che, come sappiamo, è stato più volte modificato da ultimo nel 2024 e che individua i presupposti che legittimano il ricorso alla flessibilità da parte delle pubbliche amministrazioni. La norma ribadisce la centralità del rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, quindi il contratto deve essere stipulato dalle amministrazioni per le esigenze connesse al proprio fabbisogno ordinario, seguendo le procedure di reclutamento. E nello stesso tempo ammette però il ricorso alle forme di lavoro flessibile, sempre nel rispetto delle procedure di reclutamento, solo per comprovate esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale. Ora, in realtà, lo sappiamo tutti, le amministrazioni, anche a causa del lungo blocco delle assunzioni attuato dalle leggi finanziarie a partire dagli anni 2000-2001, hanno utilizzato tipologie di lavoro flessibile, temporaneo, per esigenze permanenti. La vicenda del precariato pubblico e delle successive stabilizzazioni è nota, quindi diciamo su questo non mi soffermo, però voglio mettere in evidenza due cose. Intanto che nel tempo si sono succedute varie leggi, per citare soltanto le più recenti, dalla legge finanziaria del 2006 all'articolo 20 del decreto legislativo 75 del 2017 e da ultimo all'articolo 2 del decreto cosiddetto PA. In tutto questo, per le università, una circolare emanata dal Dipartimento della Funzione Pubblica, una circolare molto antica del 2007, molto antica perché è una circolare del 2007, la numero 7, riferendosi alla legge finanziaria per l'anno 2007, specifica che proprio relativamente all'università le procedure di stabilizzazione riguardano soltanto il personale di cui al comma 2 di cui l'articolo 2, comma 2 del decreto 165, quindi il personale contrattualizzato delle università, le quali procederanno alla stabilizzazione nell'ambito e nei limiti delle programmazioni di cui alla legge 2004 numero 311. La seconda precisazione riguarda il fatto che in realtà una limitazione a questa prassi dell'utilizzo distorto di forme flessibili di lavoro potrebbe derivare dal fatto che oggi ogni amministrazione, compatibilmente con le proprie disponibilità finanziarie e di bilancio, deve programmare preventivamente le unità di personale da reclutare nel piano triennale dei fabbisogni di personale che tutte le amministrazioni sono obbligate ad adottare. Quindi questo potrebbe comportare probabilmente
potrebbe comportare o comporterà un contenimento al ricorso a tali tipologie flessibili e quindi in definitiva un contenimento del precariato. Però evidenzio una cosa, che il tema delle stabilizzazioni in realtà si sta già riproponendo e si riproporrà. Penso al decreto numero 25 del 2025 al quale ho fatto riferimento poc'anzi, che contiene già l'articolo 2 che è stato approvato pochissimi giorni fa, è stato approvato il 7 maggio ultimo scorso, e che è rubricato disposizioni urgenti per il superamento del precariato dei giovani nella pubblica amministrazione. E penso anche al decreto reclutamento, in particolare all'articolo 1, che prevede che i contratti a tempo determinato, i contratti di somministrazione e i contratti di collaborazione stipulati per l'attuazione di progetti PNRR possono essere conclusi per un periodo complessivo anche superiore a 36 mesi e comunque non eccedente il 31 dicembre 2026. Nello stesso tempo questa norma stabilisce che per valorizzare la esperienza professionale maturata dai lavoratori coinvolti nell'attuazione del piano, le amministrazioni devono prevedere nei bandi di concorso per il reclutamento di personale a tempo indeterminato una riserva di posti destinata al personale di cui dicevo poc'anzi, che abbia svolto servizio per almeno 36 mesi. Quindi evidentemente, come dicevo poco fa, il tema della stabilizzazione si riproporrà in tutta la sua evidenza. L'articolo 36 poi indica espressamente le fattispecie utilizzabili dalle amministrazioni e le individua nel contratto a tempo determinato, nel contratto di formazione, nel contratto di somministrazione a tempo determinato e ammette con un rinvio generale l'utilizzo anche delle forme contrattuali flessibili previste dal Codice Civile e dalle altre leggi sui rapporti di lavoro nell'impresa, secondo limiti e modalità in cui se ne preveda l'applicazione nelle amministrazioni pubbliche. Ora, questi limiti e modalità definiscono il livello di specialità dei contratti flessibili stipulati nel settore pubblico rispetto al settore privato e sono individuati sia dal decreto 165 sia dal decreto 81 che, come sappiamo, come è noto, contiene la disciplina organica dei contratti flessibili in ambito privato. Quindi, da un lato, l'articolo 36 rinvia per la disciplina del contratto a termine e della somministrazione a tempo determinato al decreto 81 con alcune precisazioni che poi dirò più avanti, mentre per le altre tipologie contrattuali la norma opera un generico riferimento alla disciplina generale che deve essere integrata con le disposizioni speciali dettate per il settore pubblico. Dall'altra parte, il decreto 81 prevede, con una tecnica peraltro già utilizzata in altre occasioni dal legislatore, che le disposizioni sul contratto di lavoro intermittente e sulla somministrazione a tempo indeterminato non trovano applicazione nei confronti delle pubbliche amministrazioni e quindi non trovano applicazione neanche nei confronti delle università. Alla stessa maniera il decreto dignità stabilisce che le modifiche apportate con riferimento alla disciplina del contratto a termine e di somministrazione al decreto 81 dal decreto dignità non possono trovare applicazione per le pubbliche amministrazioni e quindi evidentemente non possono trovare applicazioni anche per le università. Per ricostruire il quadro della flessibilità poi nel lavoro pubblico bisogna tenere conto anche della fonte collettiva. E qui il nuovo comma 2 bis dell'articolo 36 inserito dal decreto numero 75 opera un riferimento di carattere generale alla fonte collettiva, con la precisazione che i rinvii ad opera del decreto 81 al contratto collettivo si devono intendere nel settore pubblico ai contratti collettivi nazionali stipulati dall'ARAN, con esclusione della contrattazione integrativa che invece era ammessa in passato. Infine, il tema delle tipologie flessibili coinvolge anche l'area vasta delle collaborazioni di lavoro autonomo, anch'esse spesso utilizzate in modo elusivo, tant'è vero che la norma di riferimento, l'articolo 7 del decreto 165, nel tempo ha subito, come l'articolo 36, numerosi interventi correttivi al fine di prevenire gli abusi. Quindi è evidente che il quadro che ho cercato di descrivere brevemente e sinteticamente è estremamente complesso
e tra l'altro delinea una disciplina dei contratti flessibili nella pubblica amministrazione che presenta rispetto alla disciplina del settore privato degli elementi di specialità che ho tentato di evidenziare, evidentemente giustificati dall'esigenza di rispettare i vincoli costituzionali. Quindi in realtà, diciamo, fatta questa premessa, in ragione della complessità del tema e in ragione anche dell'elevato numero di tipologie flessibili che le pubbliche amministrazioni possono stipulare, ho limitato il mio intervento, ma lo accennava nella introduzione la professoressa Troisi. Dicevo, ho limitato il mio intervento al contratto a tempo determinato, che con riferimento alla flessibilità in entrata rappresenta la tipologia maggiormente utilizzata dalle amministrazioni anche per fronteggiare vuoti di organico, ed evidenzierò il ruolo integrativo o derogatorio del contratto collettivo rispetto al quadro normativo, con due precisazioni preliminari. Innanzitutto che il nuovo contratto collettivo istruzione e ricerca stipulato il 18 gennaio 2024 con riferimento alle tipologie flessibili fotocopia i contratti collettivi di altri comparti, e con l'altra precisazione che le norme del titolo quarto, che è dedicato alle tipologie flessibili del rapporto di lavoro, si applicano non soltanto alle università, ma si applicano anche alle aziende ospedaliere universitarie, perché sono contenute nella sezione dedicata alle une e alle altre. E allora inizio dai limiti, in particolare dai limiti della causalità e della forma. Preliminarmente però osservo che per quanto riguarda la assunzione, combinando la necessità di rispettare i limiti previsti dall'articolo 36 del decreto 165 con la disciplina contenuta negli articoli 19 e seguenti del decreto 81 nella versione antenovella del 2018, che vengono richiamati espressamente dalla fonte collettiva, il contratto a tempo determinato per il personale universitario contrattualizzato deve essere concluso previa procedura selettiva secondo quanto programmato nel piano triennale dei fabbisogni e nel rispetto dei vincoli di bilancio, e al fine di prevenire fenomeni di precariato prima di avviare nuove procedure deve essere stipulato con i vincitori e gli idonei delle graduatorie vigenti per concorsi pubblici a tempo indeterminato. Il contratto poi, lo accennavo poc'anzi, deve essere giustificato da comprovate esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale. Con riferimento a queste esigenze, il contratto istruzione e ricerca specifica alcune ipotesi di assunzione nell'ambito delle esigenze straordinarie o temporanee. In particolare si tratta della sostituzione di personale assente con diritto alla conservazione del posto, ipotesi che in altri settori, penso per esempio al settore delle poste italiane, ha generato un notevole contenzioso che ha comportato l'intervento anche della Corte Costituzionale, la quale, richiamando la Corte di Giustizia, ha precisato che si deve assicurare in ogni modo che la causa della sostituzione di personale sia effettiva, immutabile nel corso del rapporto e verificabile ove revocata in dubbio. L'altra ipotesi riguarda la sostituzione di personale assente per gravidanza e puerperio, congedo di maternità e paternità, congedo parentale, congedo per malattia del figlio. Ora, in questi casi, in tutti questi casi, la fonte collettiva prevede due specificità. Innanzitutto, l'assunzione può essere anticipata fino a 30 giorni prima dell'inizio dell'assenza, e poi è prevista anche la sostituzione cosiddetta per scorrimento, quindi l'assunzione per lo svolgimento delle mansioni di un altro lavoratore diverso da quello sostituito, assegnato a sua volta, anche con assegnazione a mansioni superiori, a mansioni proprie del lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto. Il contratto poi richiede, in ossequio proprio alla pronuncia della Corte Costituzionale alla quale facevo riferimento poc'anzi, che nel contratto individuale sia specificata per iscritto la causa della sostituzione e il nominativo del dipendente sostituito. Tra i limiti richiesti per la stipula del contratto a tempo determinato rientra la forma scritta
sulla quale però non mi soffermo perché qui vale la disciplina generale. Ancora, le assunzioni a termine sono soggette, a differenza del limite massimo di 24 mesi introdotto dal decreto dignità nel settore privato, ad un limite massimo di durata di 36 mesi, nel quale si tiene conto anche dei contratti di somministrazione a tempo determinato stipulati tra le stesse parti e aventi ad oggetto mansioni di pari livello e categoria legale. A questo proposito, l'articolo 104,2 del contratto collettivo riprende l'articolo 19 del decreto dignità, che si applica nella sua versione originaria, cioè, riprende l'articolo 19 del decreto numero 81, che si applica senza le modifiche apportate dal decreto dignità, pertanto la durata massima rimane 36 mesi e non si fa luogo all'applicazione delle causali introdotte con il decreto dignità. Questo limite massimo, come sappiamo, di 36 mesi può essere derogato con accordo individuale per un periodo non superiore a 12 mesi e a condizione che la sottoscrizione avvenga presso la direzione territoriale del lavoro competente per territorio. Qui la contrattazione collettiva è intervenuta limitando l'ambito di operatività della possibile stipulazione dell'ulteriore contratto a termine. Cioè, infatti, il contratto collettivo prevede, fermo sempre il limite di durata di 12 mesi, che questa deroga possa essere esercitata dalle università esclusivamente in ipotesi tassativamente indicate. Rispetto a queste ipotesi, ne segnalo una che è una specificità per le università e che riguarda la prosecuzione di un significativo progetto di ricerca e sviluppo. In tutti questi casi, comunque, in deroga alla disciplina legale, l'intervallo tra un contratto a tempo determinato e l'altro, nell'ipotesi di successione di contratti, può essere ridotto a 5 giorni per i contratti di durata inferiore a 6 mesi e a 10 per i contratti di durata superiore a 6 mesi. Oltre al rispetto dei limiti temporali, la posizione del termine, come sappiamo, è subordinata al rispetto di limiti di tipo quantitativo, che prendono come parametro di riferimento l'organico in pianta stabile. Si tratta sostanzialmente delle cosiddette clausole di contingentamento previste dall'articolo 23 del decreto 81, per il quale non possono essere assunti lavoratori a tempo determinato in misura superiore al 20% del numero dei lavoratori a tempo indeterminato. Anche in questo caso, come per il limite di durata, viene riconosciuta la possibilità alla contrattazione collettiva di prevedere delle deroghe, individuando soglie di contingentamento sia più alte che più basse. Infatti l'articolo 23 fa salve le diverse disposizioni dei contratti collettivi, ma non specifica il tipo di deroghe ammesse, quindi ritengo che queste soglie di contingentamento possano essere sia più alte che più basse. A questo proposito, comunque, il contratto collettivo istruzione e ricerca ribadisce la previsione legislativa, quindi il tetto del 20%, ma fa rientrare nel limite del 20% anche i contratti di somministrazione a tempo determinato. Il contratto poi, accanto alle ipotesi, il contratto collettivo, accanto alle ipotesi di esclusione stabilite tassativamente dalla legge, mi riferisco ai casi previsti dall'articolo 23,2 del decreto 81, prevede una serie di ulteriori ipotesi esenti dall'operatività del limite percentuali. Tra queste ipotesi, che sono poi le stesse individuate per la stipula di un ulteriore contratto alla scadenza dei 36 mesi, segnalo una specificità per il contratto istruzione e ricerca che riguarda anche in questo caso le necessità correlate, la possibilità di stipulare contratti a termine oltre il limite quantitativo per le necessità correlate a progetti di ricerca che beneficiano di finanziamenti esterni anche per le attività di supporto amministrativo. Restano fermi i casi di esclusione previsti dall'articolo 20 del decreto 81, anche qua non mi soffermo perché si applica la disciplina generale. Proroga, rinnovo, continuazione di fatto del contratto. E allora, per quanto riguarda la proroga, quindi sostanzialmente il prolungamento del contratto originario, la fonte collettiva non aggiunge nulla alla disciplina stabilita dalla legge, perciò si applica l'articolo 21,1 del decreto 81 nella versione antecedente alla novella del 2018,
questo significa che la proroga è ammessa fino a un massimo di 5 volte, dice la legge, a prescindere dal numero dei contratti. Qui, diciamo, l'espressione a prescindere dal numero dei contratti è un'espressione ambigua. Tra le possibili interpretazioni, probabilmente quella che sembra preferibile è quella per la quale il numero massimo di proroghe deve essere calcolato complessivamente, senza distinguere tra un unico contratto a termine prorogato e quello di una successione di contratti nel rispetto delle interruzioni previste dalla legge. Per quanto riguarda il rinnovo, cioè la stipula di un nuovo contratto a termine tra le stesse parti, questo è subordinato dalla legge sia alla esistenza, alla ricorrenza di una ragione giustificatrice, sia all'esistenza di un intervallo minimo, il cosiddetto stop and go previsto dall'articolo 21,2 nella versione antecedente al decreto dignità. La legge prevede che questi intervalli non si applichino nelle ipotesi individuate dai contratti collettivi, quindi sostanzialmente la legge autorizza la contrattazione collettiva ad individuare le ipotesi nelle quali gli stessi limiti non devono essere rispettati. E a questo proposito il contratto collettivo, la fonte collettiva, prevede che nelle ipotesi in cui è ammessa la deroga alla durata di 36 mesi è possibile ridurre l'intervallo tra un contratto e l'altro rispettivamente a 5 e 10 giorni a seconda che i contratti abbiano una durata inferiore o superiore a 6 mesi. Infine la legge detta una disciplina specifica per il caso in cui il rapporto continui oltre la scadenza del termine inizialmente fissato o successivamente prorogato, il cosiddetto periodo di tolleranza. Anche qua non mi soffermo perché vale la disciplina generale prevista dall'articolo 22 del decreto 81 nella versione antecedente al decreto, alle modifiche apportate dal decreto dignità. E veniamo ai diritti del lavoratore. Con riferimento ai diritti del lavoratore, questi possono essere distinti, diciamo, avuto riguardo alle diverse fasi della costituzione, della modifica e del modifico svolgimento del rapporto di lavoro e della estinzione del rapporto di lavoro. Ora, per quanto riguarda con riferimento alla fase della Costituzione, è assolutamente pacifico che al contratto a tempo determinato possa essere apposto in forma scritta ad substantiam un patto di prova. Ed è altrettanto pacifico che questo contratto a tempo determinato, stipulato dalle amministrazioni universitarie, si applica l'articolo 2096 del Codice Civile, in virtù dell'articolo 2,2 del decreto 165. Si applica l'articolo 17 del DPR numero 487 del 94, modificato nel 2023, richiamato per le pubbliche amministrazioni specificatamente dal decreto 104 del 2022, e si applica anche l'articolo 94 del contratto istruzione e ricerca, richiamato dall'articolo 105,2 dello stesso contratto. Ora, a questo proposito, l'articolo 17 al quale facevo riferimento poc'anzi del DPR 487 stabilisce che la durata del periodo di prova venga definita in sede di contrattazione collettiva. E qua la contrattazione collettiva per il personale universitario contrattualizzato prevede un periodo di prova non superiore a 2 settimane per i periodi di durata fino a 6 mesi e di 4 settimane per i contratti di durata superiore. Stabilisce inoltre, in conformità alla regola generale prevista dal Codice Civile e invece in deroga a quanto previsto dall'articolo 94 del contratto collettivo, che in qualunque momento durante il periodo di prova ciascuna delle parti possa recedere dal rapporto senza obbligo di preavviso né di indennità sostitutiva del preavviso. Infine prevede che se il recesso viene posto in essere dall'amministrazione universitaria, questo deve essere motivato, contrariamente a quanto accade evidentemente nel lavoro privato, dove il recesso del datore non richiede la sussistenza di presupposti giustificativi. Con riferimento alla fase di svolgimento del rapporto di lavoro, il legislatore enuncia, proprio per realizzare uno degli specifici obiettivi della direttiva sul contratto a termine, il principio di non discriminazione o di parità di trattamento economico e normativo tra lavoratori a termine e lavoratori a tempo indeterminato inquadrati nello stesso livello. Quindi sostanzialmente la regola è quella che il trattamento indicato è dovuto secondo la
il principio del pro rata re temporis previsto dalla direttiva. A questo proposito, la fonte collettiva precisa dettagliatamente alcuni aspetti relativi alle ferie, alla corresponsione del trattamento economico in caso di malattia, al periodo di conservazione del posto di lavoro, alla concessione di permessi retribuiti e non retribuiti. Su tutto questo non mi posso soffermare per ragioni di tempo, quindi rinvio, per chi volesse dare un'occhiata, all'articolo 105,1 nelle lettere da A ad F. Sempre con riferimento alla fase di svolgimento del rapporto di lavoro, la legge poi valorizza fortemente la contrattazione collettiva in materia di diritti di informazione. Qui il riferimento è agli articoli 19,5, 23,5 e 26 del decreto legislativo numero 81. E a questo proposito la contrattazione collettiva, la fonte collettiva, ribadisce l'obbligo per le amministrazioni universitarie di assicurare ai lavoratori assunti con contratto a tempo determinato interventi formativi e informativi, con riferimento sia alla tutela e sicurezza nei luoghi di lavoro, sia alle prestazioni che gli stessi sono chiamati a rendere, adeguati all'esperienza lavorativa, alla tipologia dell'attività e alla durata del contratto. Per quanto riguarda poi il diritto di precedenza, in occasione di possibili assunzioni a tempo determinato, il decreto numero 81 detta una disciplina di carattere generale, che però non si applica a tutto il pubblico impiego. Perché? Perché l'articolo 36 dello stesso del decreto 165 limita espressamente il riconoscimento del diritto di precedenza soltanto al personale assunto mediante avviamento dalle liste di collocamento, ora liste presso il centro per l'impiego. Quindi soltanto a questo personale assunto mediante avviamento, che nell'esecuzione di uno o più contratti a tempo determinato con la stessa amministrazione abbia lavorato per un periodo superiore a 6 mesi, è riconosciuto il diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato che la stessa amministrazione effettui nei successivi 12 mesi per lo svolgimento delle medesime mansioni già espletate in esecuzione dei precedenti rapporti a termine. Sostanzialmente si applica l'articolo 24,1 del decreto numero 81 anche alle amministrazioni universitarie. E veniamo all'ultimo momento, quello della cessazione del rapporto di lavoro. Qui ovviamente, trattandosi di un contratto con apposizione del termine, il rapporto si estingue alla scadenza. Nel silenzio della legge la fonte collettiva specifica che il rapporto di lavoro si risolve automaticamente, senza diritto al preavviso, alla scadenza del termine indicato nel contratto individuale o prima di tale data, comunque con il rientro in servizio del lavoratore sostituito, nel caso di contratto a tempo determinato stipulato per ragioni sostitutive. Sappiamo anche che rimane in ogni caso la possibilità del recesso ante tempus solo in presenza di una giusta causa, secondo quanto stabilito dall'articolo 2119 del Codice Civile. Il recesso privo di giusta causa, il recesso del datore di lavoro ante tempus privo di giusta causa, non essendo disciplinato dalle norme sui licenziamenti individuali, come sappiamo, è fonte di un obbligo esclusivamente risarcitorio. Ora, a questo punto dovrei in realtà diciamo, trattare del regime sanzionatorio nel caso di utilizzo illegittimo di contratti a tempo determinato, però vedo che il tempo a mia disposizione diciamo, è praticamente scaduto e avrei bisogno di più di 5 minuti, quindi io mi fermo qua sia per ragioni di tempo e poi anche perché la prossima clip sarà interamente dedicata a questo tema e perché comunque l'ho detto, l'ho ricordato Anna Zilli che vedo comparire sullo schermo, e poi perché comunque alle amministrazioni universitarie si applica la disciplina generale che viene esplicitamente richiamata dalla fonte collettiva. Quindi vi ringrazio per l'attenzione, mi fermo e cedo la parola al professore Santucci. Buonasera, vi ringrazio per l'invito, ringrazio Boscati, Zilli e Troisi per avermi voluto coinvolgere in questo seminario. Il tema che mi è stato assegnato, quello appunto del lavoro flessibile negli enti pubblici di ricerca,
come dire, è un pochino complicato. Noi diciamo sempre che sono complicati i compiti che ci sono assegnati, così mettiamo le mani avanti, però voglio dire che forse in questo caso una ragione c'è, perché negli enti pubblici di ricerca, insomma, bisogna tener conto sia nello stesso ambito, sia del personale che svolge i compiti di ricerca, sia del personale che invece svolge i compiti tecnici e amministrativi. E poi direi che nell'approccio a questo tema ho visto che in effetti poi diciamo, il tema è di notevole consistenza, perché quando si parla di flessibilità si può fare riferimento a varie tipologie flessibili, e queste tipologie flessibili sono regolate da discipline speciali che possono essere comuni e non comuni con il lavoro privato, e vi sono poi delle applicazioni dettagliate. Inoltre poi quando si discute della flessibilità nel lavoro pubblico è chiaro che la flessibilità porta con sé anche l'aspetto relativo alla stabilizzazione, perché in effetti l'utilizzo delle tipologie flessibili è stato molto ampio nel lavoro nelle pubbliche amministrazioni, e quindi poi si è ritenuto di rimediare in qualche modo ricorrendo alla stabilizzazione, e soprattutto perché c'è stato un abuso della tipologia flessibile per eccellenza, che è il contratto a termine, o per inglobare poi le schiere di ricercatori o personale a termine creati dall'uso legittimo, ma per un tempo eccessivo, di tale personale, proprio in un'ottica, secondo me, di precarizzazione. E come diciamo, l'ulteriore complicazione è dovuta dal fatto che, come dicevo prima, negli enti di ricerca c'è questa diversità di lavoro, cioè, e quindi anche un quadro normativo che è anche diverso. Quindi c'è un fatto e un approccio giuridico, ma solo in parte, tra il personale della ricerca e quello impiegato per le funzioni amministrative e tecniche. La disciplina si mostra in prevalenza poi naturalmente uniforme oppure disattenta nei confronti di una categoria rispetto all'altra. La disciplina dico in generale, quindi la disciplina del contratto collettivo, perché poi gli enti pubblici di ricerca, diciamo, sono caratterizzati dal fatto di essere enti soggetti alla privatizzazione del rapporto di lavoro del proprio personale, quindi sia quello di ricerca che quello che svolge compiti amministrativi e tecnici. Non è come nelle università, anche se abbiamo visto che, voglio dire, ci sono delle situazioni, delle figure, soprattutto per quanto riguarda proprio la flessibilità delle figure appunto di confine, in cui non è ben chiara qual è la qualificazione giuridica, ma che si vanno ad intersecare. Questo poi, secondo me, come dire, è convergente verso una riflessione che ho fatto anche negli anni passati, ed inoltre, dicevo, appunto, nelle discipline si manifesta una separazione parimenti innaturale dei ricercatori degli enti di ricerca dai ricercatori universitari o dalla docenza universitaria. E soprattutto negli anni passati, quando me ne sono occupato, si faceva molto il discorso dello statuto giuridico, ma anche del coinvolgimento nella governance dell'ente, e a questi hanno un po' posto rimedio il decreto legislativo del 2016 numero 2018, ovviamente però rinviando poi nella sua attuazione alle discipline dei vari enti, poiché gli enti pubblici di ricerca sono veramente molto numerosi. Bisognerebbe andare a vedere poi ente per ente come è stato questo assetto. Forse in quelli più grandi si può notare che poi questo coinvolgimento non è come quello che c'è nell'università dei docenti universitari, anche se lì la legge Gelmini, insomma, i docenti universitari li ha cercati di metterli un pochino, diciamo, un po' fuori gioco, direi, no? E poi vabbè, ci sono stati degli aggiustamenti, poi è dipeso poi anche in questo caso dagli statuti universitari, del modo come hanno regolato questo aspetto. Ma in effetti la mia riflessione poi è quella, rimane la stessa, anche se forse un po' attenuata, perché qualche cosa poi il legislatore negli enti pubblici di ricerca ha cercato di porre un po' rimedio, diciamo, alla precarizzazione. Ma secondo me è l'approccio proprio del nostro legislatore, del nostro ordinamento proprio alla ricerca, cioè come la ricerca viene scompattata, viene divisa, no, in queste due parti. Probabilmente forse questa è la ragione per cui
tanto tempo fa, tanti anni fa, forse parecchi anni fa, 100 anni fa possiamo dire quasi, le regole che riguardavano il lavoro degli impiegati devono essere diverse da quelle che riguardavano il lavoro degli operai. Non dico che sia la stessa cosa, però voglio dire, meglio non tenerli uniti, no? In modo tale che probabilmente però poi di fatto i ricercatori scoprono delle similitudini, perché appunto il lavoro di ricerca poi ha delle somiglianze, sia che lo fai all'università sia che lo fai negli enti pubblici di ricerca. Forse quello che prevale di più nelle università, non forse, sicuramente è quello l'aspetto relativo alla didattica, però non è detto che poi non si faccia della didattica anche negli enti pubblici di ricerca. E direi quindi che questo, quindi il modo di affrontare il discorso è quello che mette insieme poi queste regole di carattere generale e delle regole di carattere specifico. E su questo devo dire che probabilmente poi quando, sia adesso sia poi quando presenteremo il nostro contributo scritto, potrei proporre alla professoressa Ferluga di scriverlo insieme, almeno in una parte, perché evidentemente abbiamo guardato, no, le stesse norme, le stesse normative, no, perché in effetti il 36 del decreto legislativo 165 e l'analisi del contratto collettivo, anche se poi ci sono delle disposizioni specifiche per le università, siamo sempre nello stesso contratto collettivo istruzione e ricerca, perché sappiamo che sono stati tutti quanti accorpati nello stesso contratto collettivo e quindi potremmo farlo assieme, perché ci sono anzi approfitterò di quello che ha detto la professoressa Ferluga e faccio riferimento a quello che ha detto lei, perché non è che posso ripetere osservazioni che già sono venute fuori. Quindi direi che io ho guardato innanzitutto il 36 del decreto legislativo 165 del 2001 per capire, diciamo, i limiti diciamo, di applicazione della flessibilità nel lavoro delle pubbliche amministrazioni, e ho visto che l'articolo 36 fa sì che si possono applicare le varie forme di flessibilità, quindi non soltanto le flessibilità tipologiche in entrata, ma anche quelle di organizzative, che però non si possono trattare qui per ragioni di tempo, ma anche perché poi ci saranno delle ulteriori serie di clip che si interesseranno specificamente di queste fattispecie. Quindi anche io poi mi sono soffermato soprattutto sul contratto a termine, quindi l'articolo 36 ha in qualche modo legittimata la possibilità di ricorrere alla flessibilità, anche se poi ci ha avvisato, il legislatore ci ha ammonito, il contratto a tempo indeterminato è il modo ordinario per lavorare nelle pubbliche amministrazioni. Dicevo che quindi il riferimento è anche al 36, nel 36 poi un aspetto importante è quello che non si prevede nel 36 come sanzione nel caso di violazione delle regole, non si prevede come sanzione quello della conversione del contratto a termine dei contratti in contratti a tempo indeterminato. Infatti questo è un aspetto, diciamo, rilevantissimo del 36 che secondo me conviene sottolineare anche con riferimento al personale della ricerca, perché poi vedremo che lo stesso articolo 36 poi richiama le regole sul rapporto di lavoro negli enti di ricerca, è la stessa disposizione che citava nella sua introduzione Anna Troisi. E quindi questo aspetto è da sottolineare, quindi non c'è la conversione del contratto a termine in contratto a tempo indeterminato. Questo sappiamo che ha creato un alto contenzioso, probabilmente anche in altri seminari di clip questa tematica sarà stata affrontata e il nostro legislatore la risolve, e la giurisprudenza ovviamente sulla stessa linea, la risolve ricorrendo al risarcimento del danno, insomma, che è stato tra l'altro poi maggiormente specificato, reso più adeguato rispetto a quello a cui era pervenuta la giurisprudenza da un intervento recente del decreto legge numero 131 del 2024, convertito dalla legge 166 del 2024, in cui il risarcimento del danno viene, diciamo, in un certo senso ampliato
ampliato nel caso di abuso, nel caso di danno conseguente all'abuso nell'utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato. E quindi dicevo che in effetti il punto di riferimento è sicuramente l'articolo 36, ovviamente adesso qui sto tagliando perché questo aspetto dovrebbe essere maggiormente approfondito con i riferimenti alla Corte di Giustizia, ma ho sentito che ci sarà un'altra, anche qui mi pare di aver capito, no? Si interverrà con un altro seminario clip, se non ho capito male, e in ogni caso dobbiamo dire che in effetti nonostante queste discipline anche dissuasive, però le pubbliche amministrazioni hanno fatto largamente ricorso alle tipologie flessibili e anche per fronteggiare delle esigenze permanenti e durevoli laddove invece questa causale non poteva ammettersi, bensì soltanto quello delle esigenze di carattere esclusivamente temporaneo e eccezionale, come dice l'articolo 36 del decreto legislativo 165. Da qui la necessità di ricorrere poi a una serie di interventi per rimediare, diciamo, al precariato, oppure qualche intervento per prevenire il precariato, per esempio quella lì di prevedere la sottoscrizione di contratti a termine con i vincitori e gli idonei delle proprie graduatorie vigenti per i concorsi a tempo indeterminato, che è appunto contenuto nell'articolo 36,2 penultimo periodo, come modificato dal decreto legislativo 75 del 2017. Inoltre, appunto, dicevo, questo per prevenire, per rimediare, stabilizzazione, e quindi tanti interventi di stabilizzazione, e da ultimo c'è una stabilizzazione contenuta anche nel decreto legge numero 25 del 2025, che è stato convertito in legge il 7 maggio del 2025, non abbiamo ancora il numero, e quindi c'è diciamo, questo percorso che viene fatto dal nostro legislatore, cioè si rende conto a un certo punto che è eccessivo e che quindi si fa ricorso poi alla stabilizzazione. Certo, non è un modo per governare al meglio, no, le esigenze delle pubbliche amministrazioni. Infatti, secondo me, ha fatto riferimento anche la professoressa Ferruga a questo. La cosa migliore per affrontare la questione è quella proprio della valutazione del fabbisogno delle pubbliche amministrazioni. Insomma, voglio dire, già dalla riforma Madia, insomma, si è fatta più attenzione a questi aspetti sulla programmazione del fabbisogno del personale, e poi con il PIAO ancora di più, e le pubbliche amministrazioni devono dotarsi di questo strumento di programmazione, e quindi questo può essere un elemento ulteriore per evitare invece questo abuso, questo eccessivo uso di contratti flessibili. Ma probabilmente, se comunque in ogni caso le normative prevedono questa possibilità e quindi le pubbliche amministrazioni fanno ricorso, il problema è che nell'ambito degli enti pubblici di ricerca, per carità, lo dico anche con riferimento al personale tecnico amministrativo, perché questo è importantissimo poi per le funzioni della ricerca, insomma, i ricercatori, i professori delle università, i ricercatori degli enti pubblici di ricerca hanno bisogno del personale tecnico amministrativo, però soprattutto per il personale che fa la ricerca, secondo me la prospettiva, diciamo, del termine è una prospettiva che non rasserena circa il loro lavoro di ricerca. E quindi a questo riguardo, allora, voglio dire, entrando un po' più nel merito, diciamo che inizialmente anche la professoressa Troisi ha fatto riferimento all'articolo 36, per dire che in effetti non ci sarebbe l'applicazione del 36 negli enti pubblici di ricerca. Non è completamente così, perché per l'AFAM sicuramente è così, però per gli enti pubblici di ricerca c'è scritto: rimane fermo quanto stabilito dal decreto 218 del 2016. Non è proprio un'esclusione, secondo me. Si tratta, come dire, di un'aggiunta di disposizioni, perché in effetti poi il 218 del 2016, e qui quindi passo alla parte più specifica, più dettagliata del mio intervento, diciamo, si occupa, diciamo, in alcuni aspetti
della problematica dei contratti flessibili. Perché dico di alcuni aspetti? Allora, prima di tutto, diciamo che il riferimento al 218 del 2017 e del 2016 è importante perché in qualche modo ha recepito la raccomandazione della Commissione europea, cioè la Carta europea, ha recepito la Carta europea dei ricercatori e il codice di condotta per l'assunzione dei ricercatori. Ha fatto riferimento a quella dell'11 marzo del 2005 e in questa Carta dei ricercatori, insomma, ci sono diritti e obblighi che sono ricavati dalla normativa europea, tra cui anche la libertà di ricerca e la necessaria flessibilità lavorativa funzionale all'adeguato svolgimento delle attività di ricerca. E questo richiamo è sicuramente importante, fondamentale, però diciamo che come dire, il decreto 218 non ha avuto un'idea felice richiamare specificamente la raccomandazione, anche se credo, perché in effetti poi questa raccomandazione è stata modificata. C'è stata c'è una nuova raccomandazione del 18 dicembre del 2023, la quale secondo me ha comunque ha superato la precedente, o comunque l'ha rafforzata o l'ha integrata, anche se comunque siamo sempre in presenza di una raccomandazione, quindi fonte europea non vincolante. Si può immaginare comunque che questo richiamo a quella del 2005 sia un richiamo formale più che sostanziale, sia un richiamo allo strumento, non può essere diversamente. Perché sto facendo perché sto insistendo sulla Carta europea dei ricercatori? Tra l'altro la Carta europea dei ricercatori non riguarda soltanto gli enti pubblici di ricerca, ma anche le università. Nella nuova Carta europea sono definite condizioni di lavoro eque, sviluppo professionale e mobilità dei ricercatori in Europa. Rispetto al documento precedente, quindi, appare ampliata la parte su assunzioni e condizioni di lavoro. In particolare, per quanto ci interessa, il punto 12 della raccomandazione chiede agli Stati membri di offrire una retribuzione adeguata, l'equilibrio tra vita professionale e vita privata e condizioni di lavoro flessibile che consentano di conciliare vita personale, famiglia, assistenza, salute, sicurezza e benessere in generale, di garantire parità di genere e soprattutto, questo è un aspetto molto importante, di adottare azioni risolute per contrastare il fenomeno della precarietà e favorire la sicurezza e la stabilità del posto di lavoro. Ciò per esempio si potrebbe realizzare introducendo un numero massimo di contratti a tempo determinato per organizzazione rispetto al numero totale delle risorse umane impiegate come ricercatori. Sembra quasi una clausola di contingentamento che viene suggerita in questa carta. Quindi in effetti quello che volevo sottolineare è che c'è questo riferimento a questa carta comunitaria che dovrebbe essere seguito con più rigore. Però gli altri riferimenti che pure sono importanti e che dicevo e che solo in parte vanno a integrare le regole sulla tipologia flessibile, sono quelle che si occupano prima di tutto dopo aver garantito la facoltà, l'autonomia delle facoltà assunzionali, quindi non c'è bisogno di autorizzazione centrale, ma sono le disposizioni che si occupano della stabilizzazione, quindi vanno a precisare come si deve procedere alla stabilizzazione, che è stata introdotta dallo stesso decreto legislativo numero 75 del 2017, ma quello che mi ha colpito di più sono le disposizioni che favoriscono il reclutamento dei contrattisti a termine, anche direi in deroga a quanto dicevamo sulla non trasformazione, sulla non conversione dei rapporti a tempo determinato ai rapporti a tempo indeterminato. C'è questo articolo 12 bis che prevede appunto la trasformazione di contratti o assegni di ricerca in rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Quindi in effetti da questo punto di vista si distacca, no? Da quello che è stabilito nel 36, perché appunto si prevede
la possibilità che qualora la stipulazione di contratti a tempo determinato, il conferimento degli assegni di ricerca abbiano avuto ad oggetto lo svolgimento di attività di ricerca e tecnologiche, l'ente può, previa procedura selettiva, dopo il completamento di 3 anni anche non continuativi negli ultimi 5 anni, trasformare il contratto o l'assegno in rapporto di lavoro a tempo indeterminato in relazione alle medesime attività svolte e nei limiti stabiliti del fabbisogno del personale nel rispetto dei principi della Carta. Quindi questa è una disposizione che è stata inserita poi dal decreto legge numero 126 del 2019, convertito dalla legge 159 del 2019. Quindi in effetti in questo si distacca, quindi vedo la deroga rispetto al 36, ma non la fuoriuscita dal 36. Questo detto, ciò detto, in effetti, a parte il fatto che poi c'è il personale tecnico amministrativo che rientra pienamente in tutte le regole che sono state richiamate già dalla professoressa Ferluga, perciò dicevo che c'è sovrapposizione, abbiamo guardato abbiamo guardato insomma le stesse normative. A questo punto poi chiaramente occorre spostarsi poi sul contratto collettivo. Anche qui ci sono delle regole specifiche che riguardano il settore degli enti pubblici di ricerca, ma devo dire che per buona parte sono simili alle altre, insomma, voglio dire, alle altre che riguardano il personale universitario. Forse direi che in tutta la pubblica amministrazione poi sono un po', da questo punto di vista, sono un po' contratti fotocopia, no? Per quanto riguarda la disciplina delle flessibilità. Qui è importante in ogni caso che nel contratto si faccia riferimento che le assunzioni con i contratti a termine avvengano nel rispetto, tenuto conto della programmazione dei fabbisogni del personale, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 165 e anche dell'articolo 9 del decreto legislativo numero 218 del 2016, perché il decreto legislativo 218 del 2016 riprende è incentrato anche questo sulla importanza proprio della programmazione dei fabbisogni del personale, anche perché poi l'ente ha questa facoltà autonoma nel reclutamento del personale, e questo è importante che la contrattazione collettiva lo riconosca. Tra l'altro la programmazione del fabbisogno e la sua vincolatività è un atto di organizzazione che è sottoposto all'informazione secondo la previsione dei contratti collettivi. Ecco, detto questo, per quanto riguarda gli altri aspetti del contratto collettivo, diciamo che le specialità le ha indicate anche la professoressa Ferluca. Direi che posso segnalare semplicemente la clausola di contingentamento. Giustamente lei diceva fino al 20% si fa rientrare anche i contratti di somministrazione, però la cosa che colpisce è che ci sia anche una esenzione per questo 20%, e guarda caso l'esenzione riguarda proprio i lavoratori chiamati a svolgere attività di insegnamento, di ricerca scientifico-tecnologica, di assistenza tecnico, di coordinamento e direzione della stessa. Effettivamente non mi sembra molto coerente poi con quanto detto del quadro normativo precedente, e soprattutto con quanto suggerito, potremmo dire, raccomandato dall'Unione Europea. Quindi non sto qui a indicare altre clausole dei contratti collettivi, perché le ha richiamati molto bene la collega Ferluga. Io ho dato uno sguardo soprattutto al contratto a termine per stare appunto nei tempi. Spero di non aver sforato, perché non ho guardato l'orologio, quindi credo di esserci, e diciamo che avvio alle conclusioni facendo delle sottolineature di quello che già vi ho detto, di alcune cose che vi ho detto prima. È chiaro che si guarda con favore a quelle disposizioni che limitano l'abuso della flessibilità, e specie con riguardo alle attività di ricerca. E però senza
dimenticare appunto che questo hanno bisogno di personale amministrativo e tecnico ben addestrato per svolgersi senza intralci burocratici, quindi ovviamente il buon addestramento del personale tecnico amministrativo si può avere, diciamo, non perseguendo l'obiettivo sempre della precarizzazione. E quindi le stabilizzazioni non sono rimedi sani, perché la mission dell'ente va perseguita con un'attenta politica programmatoria e con l'utilizzo legittimo e necessitato della flessibilità tipologica. Chiaramente quello che sto dicendo non riguarda poi la flessibilità organizzativa, quella flessibilità che è detta anche, accettata anche dalla Carta Europea dei Ricercatori, funzionale ai progetti di ricerca. E quindi secondo me dovrebbe esserci anche per gli enti pubblici di ricerca, come dire, l'università, e per lo stesso lavoro che si fa di ricerca, un approccio unitario. Probabilmente adesso anche per gli enti di ricerca è possibile utilizzare il contratto di ricerca, è stato richiamato dal professore Bellavista, e qui effettivamente c'è una discrepanza, una diversità nella stessa legge, nell'articolo 22, perché per gli enti pubblici di ricerca si può utilizzare il contratto di ricerca anche per coloro che sono in possesso di un curriculum scientifico professionale idoneo senza avere il titolo del dottorato di ricerca. Questa è una differenza che molti hanno diciamo, sottolineato, che diciamo, forse un vantaggio, diciamo, del personale degli enti di ricerca rispetto a quello dei ricercatori. Forse probabilmente in questi piccoli aggiustamenti e in queste micronorme probabilmente si cerca comunque di colmare delle precedenti lacune che si erano verificate nella gestione della ricerca all'interno di questi enti. E quindi ancora diciamo che il sistema avrebbe bisogno poi anche di sanzioni più dure per la violazione delle regole, probabilmente la conversione del rapporto di lavoro non sarebbe da escludere a priori, perché effettivamente diciamo, ha una funzione fortemente dissuasiva, o comunque sarebbero necessarie sanzioni più incisive per i violatori, con licenziamenti o interdizione dagli uffici degli amministratori politici, perché anche la politica effettivamente può avere un ruolo in questa slittamento verso la precarizzazione. Quindi diciamo che le mie conclusioni, diciamo, guardano in maniera diversa. Da una parte, diciamo, la ricerca, e dall'altro poi il personale tecnico e amministrativo, in questa difficile combinazione delle funzioni all'interno degli enti. In effetti forse la mia idea è sempre stata quella che si doveva un po' arrivare a quello che accade anche nelle nostre strutture universitarie, insomma, in cui ci sono delle regolamentazioni diverse che almeno rendono, certo, voglio dire, nella sostanza poi non so quanto si ambisca avere la regolamentazione universitaria se è fondata su una maggiore precarizzazione, o se si sta andando verso una maggiore precarizzazione delle figure. Vi ringrazio e passo la parola al professore Boscati. Grazie Rosario, grazie veramente a tutti, perché grandissimo interesse, hai tantissime cose da dire, cerco di essere il più sintetico possibile, ringraziandovi veramente, perché insomma, lo sforzo di tenere insieme tante cose non è stato per nulla semplice, non è per nulla semplice. Ritorno un po' su quello che avevo detto all'inizio. Ovviamente tenere insieme università e ricerca è uno sforzo immane, nel senso che sono due mondi diversi. Credo che Rosario Santucci, professore Santucci, alla fine l'abbia evidenziato in maniera ammirabile. Io faccio
alcune valutazioni, cerchiamo di mettere insieme per quanto possibile, vi rubo 3 minuti, non di più, 4 minuti. Politica del diritto e diritto positivo. Allora, la prima questione, politica del diritto, è c'è un aumento di precarizzazione. Sì, probabilmente c'è un aumento di precarizzazione. Prima il professore Bellavista richiamava il 382, è vero, dobbiamo chiederci se dal 382 al 240 si stesse meglio, nel senso se ci fossero maggiori o minori opportunità per i giovani. Questa è la prima domanda. Dopodiché, risposta a questa domanda, quella che viene in continuità forse è quella di dire insomma, poter trovare una soluzione da dico brutto, un posto per tutti, può diventare difficile, perché giustamente lui ha evidenziato il problema, che è il problema economico, un problema fondamentale che riguarda il finanziamento dell'università, che sicuramente tocca, ma voglio dire non può essere diciamo, l'unico elemento per valutare questi profili. Quindi il tema è sicuramente c'è nei fatti una maggiore precarizzazione perché ci sono maggiori contratti, ma se questi maggiori contratti sono più contratti per cercare di inserire tutti in organico, insomma, allora forse serve da ripensare, ce lo utilizziamo come elemento e come premessa magari per assumere, ma non nell'ambito dell'università, nella carriera di ricerca e di docenza. Primo profilo e prima riflessione che faccio ad alta voce. Sicuramente, come dire, la Gelmini, la 240, testo originario, qualche criticità l'aveva perché aveva due posizioni, gli RTDA e gli assegni di ricerca, che erano sostanzialmente sovrapponibili. Qualcuno dice perché in realtà forse all'ultimo, un po' come era la Fornero per il pubblico impiego, sono accorti di questa coesistenza e a quel punto era tardi. È vero, la RTDA e assegni di ricerca e la coesistenza rappresentava una questione. Il tema è: i contratti di ricerca sono una soluzione? I contratti di ricerca, dal mio punto di vista, sono stati una soluzione mal congegnata sul piano tecnico e sul piano di politica del diritto, che effettivamente aumentano il precariato, perché prima Alessandro Bellavista diceva sono contratti di lavoro subordinato. Sì, sono subordinato perché molti regolamenti delle università questo dicono, perché i disegni di legge questo dicono, ma se noi analizziamo il testo di legge oggi, al netto degli emendamenti, che cosa vediamo? Vediamo che sono progetti di ricerca senza attività didattica. A me è la prima volta che li ho letti, mi ricordano tantissimo i vecchi Cocopro. Questo è. E se la prospettiva è questa, ovviamente vederli come propedeutici a una carriera accademica può diventare difficile. In questa logica sicuramente gli emendamenti sono migliori. Dopodiché il rinvio al contratto collettivo per la divisione del trattamento economico, molto poco. E qua l'altra domanda da porsi è se in quella sede magari non si poteva cercare di negoziare altri profili, come fu con la scuola, la buona scuola. E la risposta secondo me però era no, perché in questo caso la 240 blinda questo possibile intervento, ma siamo ovviamente sul piano delle riflessioni in cui il diritto positivo si innesta sul dato di politica del diritto. Dopodiché Rosario e anche Loredana dicevano ma pensiamo a una conversione, e però la conversione è il problema però del bilancio, del tetto di spesa, cioè quello è l'elemento di fondo al di là della selezione, e quindi c'è un tema di carattere organizzativo che viene prima. Ho detto in maniera veloce tante cose, forse troppe. Sicuramente a me questo contratto di ricerca, per come è definito oggi, non fa impazzire, tutt'altro, perché crea più problemi che risolverli. Okay? Credo che aprire al contratto collettivo per quanto concerne soltanto il trattamento economico è stato un errore dal mio punto di vista, e credo che sia stato ancora un errore maggiore non definire linee guida uniformi per tutte le università. Questo credo che sia l'altro profilo. E l'ulteriore elemento: io non condivido, nonostante tutti la pensino diversamente, il fatto di qualificare questo contratto come un contratto di lavoro subordinato, semplicemente perché c'è un rinvio al contratto collettivo, c'è un rinvio ad un accordo, voglio dire, ad un accordo stipulato dai sindacati, ma voglio dire anche per gli agenti di commercio abbiamo un accordo economico collettivo, quindi voglio dire da ripensare. Il vero problema cos'è? Il vero problema è un problema di finanziamento, è un problema di programmazione ed è un problema di cercare di innestare queste opportunità e queste tipologie contrattuali post laurea
alcune post-doc, altre non post-doc, in quelli che sono percorsi altri rispetto al percorso universitario. Perché quando io e qualche altro mio coetaneo iniziamo con lo dato di ricerca, iniziamo dicendo, la Zilli ride perché pensa a Napoleone, parlando di me e dei miei coetanei, si diceva intanto ci specializziamo, poi vedremo il mercato cosa ci offre. Ok, poi abbiamo avuto fortuna, tra altre cose, capacità, non lo so, però cioè, questa è la prospettiva. Però se tu entri già, voglio dire, pensando di diventare mega direttore generale in qualsiasi azienda, questo voglio dire è un aspetto che in qualche misura non tocca. Dopodiché, e su questo Alessandro Bellavista, al quale voglio molto bene, sa che la penso diversamente, cioè il tema dei differenziali stipendiali e lasciare l'università più ricche e più povere, allora apriamo un altro tema del costo della vita che non è uguale nelle varie realtà. E non lo dico perché io sono a Milano e tu sei a Palermo, lo dico perché voglio dire, se un IMI dovesse praticamente dare 3 euro in più, il costo della vita a Milano, come a Bologna, è tendenzialmente un po' più elevato. Cioè, il problema è di trovare quello che è il giusto equilibrio, ok? E credo che in questo giusto equilibrio attribuirlo a un contratto collettivo nazionale che dà un aspetto omogeneo ripercuote anche in questo ambito quelle che sono le criticità che ha per quanto riguarda il personale tecnico amministrativo. Ma questo, voglio dire, è un mio pensiero. Vi ho giocato troppo tempo, vi ringrazio. Adesso ho fatto arrabbiare Bellavista, ma a me piace far arrabbiare Bellavista perché, cioè, più bene voglio mi faccio arrabbiare. No? Non è che non voglia bene agli altri, però a lui, come dire, per un rapporto dialettico particolare. E quindi ringrazio lui, ma in ordine di apparizione, come si dice, ringrazio la professoressa Troisi per la sua bellissima introduzione che ha definito quello che era lo scenario. Alessandro Bellavista, con cui dire, amabilmente siamo scambiati qualche battuta che poi me le farà avere la Zilli Compare, la professoressa Ferluga per la bellissima, come dire, ricostruzione, ovviamente nei limiti dei tempi, del personale tecnico amministrativo, e ultimo ma non ultimo, il professore Santucci, segretario della nostra Associazione Italiana del Lavoro, mirabile segretario, il professore Bellavista invece è semplicemente un consigliere, che ha dipanato tutte le problematicità degli enti di ricerca, che sono un mondo a sé, voglio dire, su questo profilo e anche sugli inquadramenti e quant'altro. Veramente sono fuori tempo massimo, la Zilli da Budapest sta incombendo e quindi io le lascio la parola per le famose conclusioni per le conclusioni e per diciamo così, il lancio, l'appuntamento finale. Grazie davvero a tutti e a tutte. Grazie Alessandro, grazie a tutte e a tutti. Clip International a questo punto da Budapest. Abbiamo il nostro evento udinese con cui concludiamo la rassegna di quest'anno. Vi aspettiamo in presenza e anche online, quindi versione blended, il 10 giugno per una riflessione collettiva su uso e abuso del lavoro flessibile, dalle regole alle responsabilità. In quell'occasione abbiamo 3 interventi importanti della professoressa Alessi, del professor Borzaga e del dottor Valerio Talamo, e poi abbiamo i nostri giovani della For Clip, quindi sarà un pomeriggio molto intenso con la presenza anche del nostro presidente dell'associazione, professor Garofalo. E per concludere, il mio sorriso fuori onda al professor Boscati non era pensando alla sua vetustà, ma era pensando alla mia situazione di assegnista per anni infiniti, ricercatrice tipo A, prorogata, ricercatrice tipo B, e oggi siamo qui. Per cui devo dire, credo che la precarietà non abbia mai fatto bene a nessuno, né all'università né agli enti di ricerca. Grazie neanche a me peraltro. Grazie a tutte e a tutti, ci vediamo presto a Udine o online. Grazie, buonasera.